Salve, salve a tutti ragazzi, oggi ci troviamo di nuovo qui e mi sono portato la mia amica Edoarda. La mia amica Edoarda è una psicologa, fa la psicologa perché l'ho portata, perché... Tutto bene Edoarda innanzitutto? Tutto bene, tutto bene. Praticamente l'ho portata con me perché oggi abbiamo di nuovo Otello. Otello è di nuovo qua con noi, ha portato il suo nuovo singolo Il Pesciolino Rosso. Dato che l'ultima volta mi stavo suicidando, ho portato la psicologa per spiegare questi fenomeni paranormali. Avete capito? Quindi, Otello, ci sei? Tutti ragazzi, ciao! Ciao Otello, ciao! Come mai sei tutto scollato? Ti vedo un po' come una mignotta. E guarda, dato che tu sei una psicologa, lo vedi, no? Sta tutto squarquariato. Come mai questo atteggiamento? Da cosa comporta sto fatto? Il fatto che il ragazzo vuole passare a quell'altra spunta. Ah, passa a quell'altra sponda? Sì. Quindi sarà tutta scollata? Sì. Ho capito, il fatto è chiaro, la nostra psicologa ha spiegato per bene il motivo. Otello, ora dici tu perché ti sei messo tutto scollato? Mi sono messo un po' scollato perché, ragazzi, io quando faccio beatbox muoio dal caldo, no? Ah, ho capito, ho capito. Edoarda, come mai il ragazzo muore dal caldo quando fa beatbox? Il ragazzo sta un po' a calore. Ah, sta colorato? A colorato? Sta tutto colorato praticamente il ragazzo, lui è Pesciolino Rosso. Allora Otello, l'ultima volta che sei venuto qua mi stai facendo suicidare, quindi hai fatto qualche esercizio in più per migliorare il tuo beatbox? So solamente che ci sto riuscendo piano piano, con impegno, con gioia e con passione, perché ci sto mettendo veramente tutto quanto il cuore. Bravo Otello, bravo, in quello che sogni di fare, cuore e anima, sembra cuore, è vero psicologa? Sì, cuore e culo. Cuore e culo, cuore e culo. E non vedo l'ora veramente di fare un concerto prima o poi. Inviterò tutti quanti voi, tutte quante quelle persone che mi guardano. Ah, quindi tu fai un concerto? E chi è? Non so. Ma chi non veniamo, mi dispiace, io quel giorno sono impegnato, non so la data, però sono impegnato tutto l'anno. Quindi mi dispiace Otello, avevo tanto voluto esserci. Sicuramente però troverai un camera di manicomio. Lei è sicuro? Verrà sicuro, Sì, psicologa. Va bene, Otello, quindi tu ora ci fai sentire questo tuo nuovo singolo. Ok, andiamo con questo nuovo singolo, non si chiama Il bastone Trillallà ragazzi, quello lo farò fra 2 giorni. Ah, non si chiama il pastore Trillallà, ragazzi, quello là ha detto lo fa poi dopo, hai capito? Lo fa dopo quello là, Questo si chiama Il pesciolino rosso. Ecco, l'ha detto Otello, questo si chiama il pesciolino rosso. Psicologa Edoarda, come mai hai messo questo titolo, sto guaglione? Il ragazzo è dovuto al fatto che ci piace il pesciolino rosso. Ah, ecco, non ci avevo pensato, non ci avevo pensato. Va bene, Otello, se sei pronto, puoi partire. Ok, allora andiamo. 3, 2, 1. Ci sarà prima una intro, ok? Vai Otello, il pubblico è tuo. Ma chiedo alla psicologa, perché sta facendo questi gesti così? Lei è dovuto al sintomo di Naruto. Ah, Naruto quando fa così? Sì, Ha preso... tecnica della moltiplicazione del corpo. Ah, ho capito che sarà una moltiplicazione, lasciami però. Ehi tu, lo vuoi il pesciolino rosso? Il pesciolino rosso, guarda, il pesciolino rosso ha detto. Cazzo. Rosso. Edoardo, che cosa sono questi sintomi? Cosa sta avendo ragazzo? Allora se lasci morire. 118, 118? 19, 19, 20. Alle massime elettriche. Chiama l'ambulanza! Pronto? Che ambulanza? C'è un ragazzo con il pesciolino rosso che si pone di freddo, che trema tanto. E il sintomo sono che fa... Il sintomo di vomito. Il sindaco di Womico! È un uomo che in diretta sta vomicando, fa... Ehi tu, lo vuoi
il pesciolino rosso. Ehi tu, una spuzzola in faccia! Rosso, rosso. Lo stiamo perdendo! Correte, lo stiamo perdendo! Appicciate al motosecolo! Correte che si sono la vita! No, non venite, è morto, l'abbiamo perso. È morto. L'abbiamo perso, ciao, ciao. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di nuovo, nata sconvolgimento totale. Allora, Edoardo, dato che tu sei una psicologa e hai fatto le scuole, avete, quando stavate a scuola, stavate a quinto piano? Prima no, quinto Al sì. quinto piano stavate a scuola, avete. Cosa ne pensi? Che sindrome è da vostri studi? Cosa dite di questa situazione? Tutti gli studi che ho studiato, Eh? neanche nei manicomi ho visto questi casi. Nemmeno il manicomio? No, però posso fare una definizione. Come lo Posso definisce? dare? Come definisce questa cosa? Oh. È tutto scemo. Tenevo il parole può dicere. Vi sono sì, perché dato che Date cascio, ma storia. comunque date gli studi non riscontrano queste malattie così, queste scemarie così. Quindi ragazzi, la psicologa vi ha detto tutto e la parola definitiva era Tutti scemi. tutto scemo. Quindi vi lasciamo con questa nuova puntata di Otello e Pesciolino Rosso. Ciao.